Iron vuole dire qualcosa. Il posto più lontano che vado a fare un buffet aperitivo è a Padova. Ok. E se Rigetto Intanto che dei- vieni a Padova, Eh. facciamo un fit anche. Sì, Si può fare- Ok, ultima. meglio del Monti, meglio del Monti. Il Monti ora che arriva. No, ma davvero. io devo farlo Quindi, con te. l'ultima canzone che farà Bombercito sarà featuring Lorizzo, come si chiamerà? Buffet gratuito. Buffet gratuito. Com- Benvenuti ragazzi ad una nuova puntata di X-Lab Podcast. Qui con noi c'è uno dei massimi, più potenti rapper di Padova, si può dire, uno dei 5 membri della massima Tachenza. Siamo qui con noi con Bombercitro, un applauso. Grazie mille, ciao a tutti. E a darci supporto quest'oggi c'è Iron Rizzo che sta leggendo le domande. Ghegodito, sito buon leggere le domande? Sì. Sì, speriamo bene. Ragazzi, qui abbiamo veramente una leggenda di Padova. Penso che al manco ai miei tempi a massima Tachenza era i migliori, cioè era quasi una di sfigare. Dopo c'era massima Tachenza, dopo che c'era i big, secondo me all'epoca. Puoi confermarci questo? Posso confermarlo? Come nasce Bombercito? Aspetta un attimo, aspetta un attimo. No, mi dici leggi, sei buono a leggere, io comincio. Come nasce? Però prima, sì Luca, va benissimo, però prima attenzione che c'è una roba da dire. Cosa? Che qua c'è una grossa disputa perché Bombercitro è un sfegatato, possiamo dire, tifoso del Padova, e c'è Iron del Venezia Mestre. E il Padova Domani alle 8. Forza Venezia Mestre domani- 1998. Ma siamo sicuri che Venezia Mestre sia del 98? Io non so come. 908 forse. Insomma 90 anni di Un po' diverso. differenza. Domani alle 8 c'è Venezia Padova. E Domani sera. no, c'è Palermo Juve Stabia. Ho capito, ma mi pare che ci sia il Padova domani. Domani sera c'è Venezia Padova alle 8. Comunque Ma qualche. dove? All'Euganeo o No, al da voi, Pinto? penso. Ah. Ma mi sembra che il Padova ruba qualche partita, Iron, te mi dicevi prima. No, il Padova. Ma perché te odi tanto il Padova come squadra? Gaini in campo. Infatti. Boh, dai, finiamo qua di diatriba tra Venezia e Padova. Sì, la finiamo qua, dai. La finite qua, siamo sicuri, Iron? Sì. Ma io sì. Ascolta, vai Iron con la prima domanda, la prima curiosità che volevi fare a Nicola Mubercitro. Come nasce Bombercitro? Allora, il nome Bombercitro nasce perché giocavo a calcio, facevo l'attaccante e tutti mi chiamavano Bomber, e quindi ho connesso il cognome al soprannome e c'è sempre stato il mio soprannome Bombercitro, quindi Ricordiamo che sei un classe tu 82. 82, quindi comunque, cioè, ne hai vissuta comunque. Quando è che hai iniziato? Come sono stati i tuoi primi anni? Allora, io giravo in centro, però giravo tipo zona Duomo, non andavo verso il Pedro quando ero più piccolo, quindi l'epoca POS non l'ho vissuta. Io incominciai a Spieghiamo un attimo per chi non sa cos'è il Pedro, cosa vuol dire. il Pedro è il centro sociale di Padova. L'epoca POS è l'epoca del 96, 94, in cui c'erano queste crew che si chiamavano Posse e come può essere l'isola Posse, come possono essere una Posse, erano in sangue misto. Certo. E sono nato a quell'epoca, ma non ascoltando loro, ma bensì ascoltando l'articolo 31. Okay. Perché io ho sentito l'articolo 31 e ho detto cavolo, è il suono che mi piace. Poi dopo ho capito che non era propriamente quello il rap che mi piaceva andando avanti, però io andavo da Ricordi, compravo il CD dell'articolo 31, da là andavo da Ricordi, compravo il CD dell'articolo 31 per dire, lì dietro c'era scritto Fit Chief, allora compravo il CD di Chief, Fit, sono andato avanti così. Ok, sì, come tra l'altro raccontava anche il Masseo, sì. Parliamo quindi di fine anni 90 qua. Fine anni 90. Ok. Cioè, fai conto che non è... Per me, quando mi davano i 50.000 lire e andavo da Vibra
e già non pagavo il biglietto del treno perché sennò erano soldi in meno. Certo. Arrivare là con queste 50.000 lire e vedere cosa comprare, poi da Vibra, per dire, ho conosciuto Flasha. Vibra Records a Verona, Vibra giusto? Records a Verona, cioè era un sabato super avere 50.000 lire per andare a Vibra, spenderli e dire torno a casa con le cassettine, i CD, che poi ascoltavi quelli, ne avevi 5, li ascoltavi tutto l'anno. Cioè. Certo, immagino sì. Ma e qui avevi già radunato la massima tachenza, anzi non volevi fare la domanda Com'era la scena hip hop giusto? Quando a avete iniziato prova quando avete iniziato la massima con la massima tachenza? tachenza? Allora, c'erano all'epoca, prima di noi c'erano i Dozens, che erano un gruppo padovano. Ah, non lo Poi sapevo. l'Odio Tribale. Odio Tribale, sì. Odio Tribale che era Karma, Fore, e pensa che dettero a lui il mio numero di telefono di casa, a Karma, e a Perché non me c'era il numero di telefono non c'era, non c'era il Ah, cellulare, non c'era niente, e a me il numero di telefono di Karma e a lui il numero di telefono mio di casa per dire prima o poi chiamatevi che siete due persone a cui interessa il rap, dovete conoscervi. Allora un giorno l'ho chiamato, ho rappato un paio d'anni con loro, ma non era la cosa che mi piaceva, non era l'hummus che mi piaceva creativamente, a livello di creatività. E quindi poi abbiamo litigato e io sono rimasto un po' da solo. Poi girando in centro, in piazza delle Erbe, ho conosciuto questi ragazzi che facevano freestyle e da là ci ho subito visto qualcosa di particolare, perché tanta gente mi diceva, ah, io faccio rap, sono un rapper, mi piace il rap, però tante volte erano buchi nell'acqua. Loro invece avevano veramente qualcosa in più. ma aspetta, con Karma non ti trovavi, ma a livello musicale, Non ci quindi. troviamo, non ci troviamo a livello musicale, ma soprattutto non ci troviamo a livello umano, Ok, nel senso che ok. comunque noi ci vogliamo bene, ma non possiamo. Noi abbiamo provato a fare l'anno scorso, 2 anni fa, ci siamo messi per fare un disco insieme Ah, e dopo 4-5 pezzi abbiamo mollato tutto. Anche dopo 20 anni comunque non siamo riusciti, volevamo fare il disco dei due veterani di Padova, neanche dopo 20 anni siamo riusciti a stare in studio insieme. strano però, ok. Quindi hai conosciuto dei ragazzi facendo freestyle al Campo delle Erbe che c'erano alcuni Per Piazza delle componenti. Erbe, dove c'era sì, i ragazzi che erano massima tachenza più un sacco di ragazzi intorno, però li vedevi che erano loro quei 3, 4, 5 persone che erano capaci di fare. Ah, ma aspetta, ma quindi sei tu che ti sei integrato alla massima Sì, la tacchetta? massima tachenza era già Ah, nata dall'equilibrio precario, che era un gruppo in cui c'erano 10 persone. Da ok. queste 10 persone sono diventate 4-5 che erano la massima tachenza, più un altro po' di persone intorno. E io però non volevo entrare all'inizio nella massima tachenza perché li vedevo come più piccoli, comunque loro avevano 5-6 anni So che Mecos lei sia la nostra età, del 90. 90, 91, ma è così, io sono 10 anni, ho 10 anni in più. Ho capito. Però poi uscivamo sempre insieme, poi è uscito il mio primo mixtape e non è stato normale essere Max Tac. Parliamo di che anni? Quindi i primi 2000? 2008. Mixtape, io Ah, sono entrato in Max Tac nel 2006, il primo mixtape del 2008, il mio primo mixtape. ma scusate, mi dicevi, ma quindi dal O 2000 al forse il 2000. 2006 il mixtape, cioè non Però i so, primi forse. anni 2000, diciamo, la prima decade, cos'è che hai fatto? Allora, ma io ho cominciato a rappare, ho cominciato a registrare le prime robe nel 2002 Ok. con Karma e Odio Tribale. Appunto dal 2002 fino al 2006, quindi. Dal 2002 al 2004 ho rappato con loro, poi per 2 anni ho conosciuto sti ragazzi e poi ho cominciato a rappare con questi ragazzi che prima erano di più, poi chiaramente selezione naturale, noi eravamo quelli che ci credevano veramente, che lo facevano veramente per passione, non per dire sono là. Siete sempre stati in 5 per un bel pezzo comunque. Noi eravamo in 5, sì, perché Mish è quello che ha fondato la Massima Tachenza, è rimasto con noi, poi lui è andato a vivere a Londra, poi da Londra adesso vive a Cipro, però eravamo sempre stati noi. Ho capito. Ti chiedo, com'è lavorare, perché non è facile, in un gruppo di 5 persone. Perché un conto è essere da solo, ma anche a fare un disco semplicemente, è una cosa che mi sono sempre chiesto. Un conto è fare un tuo disco, quindi hai i tuoi pezzi da singolo e costruisci anche i pezzi singolarmente. Farlo in gruppo com'è? Per me è più facile
Però farlo in magari gruppo. dici voglio fare un pezzo che parla, che ne so, di una mia esperienza d'amore, ipotesi. Ma noi siamo così amici Mm. e avevamo così tanto un'empatia che la cosa di uno diventa la cosa di tutti. Ah, Prima ok. cosa, cioè io dico Sì, sì, vorrei sì, raccontare sì. questa cosa, se questa cosa è una cosa mia personale la tengo per una cosa solista, Mhm. se no è un'esperienza che condividiamo, ma per me è sempre stato molto più facile fare un disco con loro piuttosto che da solo, perché da solo mi perdevo. Io farei i dischi che sono tutti mixtape, in pratica, cioè non ho tanto la concezione di mettermi lì, studiare un disco, c'è sempre stato molto. E lavorare con loro era puro divertimento, era stare con gli amici, cioè Certo. per me fare musica con loro, anzi, molto spesso ho fatto più la musica con loro, tralasciando un po' le mie cose soliste, perché mi è sempre divertito stare. Cioè, la cosa bella nostra era che facevi il live e finito il live iniziava la serata. Cioè, non è Ok. che. Cioè, noi Ah, facevamo il live, andavamo via insieme come il gruppo di amici che va a fare un sabato sera insieme, cantavamo, finito di cantare, eravamo comunque noi amici a fare la serata, una volta a Bologna, una volta di qua, una volta conoscendo questo, una volta conoscendo quest'altro. Io mi sono trovato quando ho suonato solista, mi sono trovato che andavo via con un DJ, andavo via con dei DJ e finito il live, tra virgolette, era finito il live. Cioè, stavo con questo DJ molto molto bravo, ma con cui non avevo troppo da dirmi e tra virgolette io mi ritrovavo che ero, che ne so, solo a Milano sì, e non mi divertivo più. ho capito. Quindi io quando ho smesso di rappare, io ho smesso di rappare quando ho smesso di fare i live. Ok. Cioè, anche se adesso una volta ogni tanto butto fuori il fit, butto fuori il reel, io ho smesso di rappare. Perché quando ho deciso di smettere con i live, di dire no, basta, non faccio più concerti, da lì mi sono detto ho smesso di rappare. Ah, io non pensavo che avessi smesso. Comunque hai fatto di recente un featuring con Medrano e Sì, Calibro, sì, ma appunto. poi anche un featuring, ultimamente ho fatto un featuring con un gruppo rock, ho fatto un featuring Sì, con sì, sì, l'ho Denaldo ascoltato, Boy, sta uscendo adesso, uscirà un mixtape di Feddini in Sì. cui c'è un feat mio dentro. No, comunque cioè, le cose le faccio ancora, però non suonando più dal vivo, io ho smesso di rappare Ma non ancora. suoni più da vivo perché mancano i locali o manca No, perché non c'è più proprio... voglia. Ah, non c'è proprio più voglia. Zero. Perché comunque dopo il Covid, comunque tanti locali, comunque un po' la moda anche dei giovani è più difficile. Cioè, una volta si usciva di più, secondo me, le Sì, generazioni vecchie. assolutamente. Però io mi sono trovato, adesso lo dico in tranquillità, che dovevo suonare un weekend il giorno prima a Brescia e il giorno dopo no, il giorno prima a Lodi, il giorno dopo a Brescia e mi sono dato malato. Mi Ho sono dato capito. malato, da là dandomi malato ho detto ma cosa succede? Cioè da mia missione, che sarei andato in capo al mondo a suonare per 10 persone, da mia missione cosa è diventato? Cioè è diventata una cosa che non mi diverte più e da lì ho detto ok, 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 ho basta. capito. Anche, Hai qualcosa da dire a riguardo? anche perché è stata così immersiva Devo dire la domanda. in No, no, ma 20 anni. se hai qualche curiosità, No, no. facciamo un cazzo. Vai. I Massima Tachenza raccontano molto di Padova, come mai? Perché siamo da Padova. Perché abbiamo sempre voluto essere lo specchio, la voce di quello che vivevamo e della città. Cioè, per me è sempre stato importante legarmi alla città e la cosa che mi piaceva era vedere che le persone delle altre città che ascoltavano il disco dicevano sì, voi parlate di Padova, ma poi io se cambio i nomi, cambio il nome del bar, cambio il nome della piazza, cioè è Si rivedono. la stessa cosa che vivo io, la stessa cosa. Quindi il fatto di essere la voce di Padova, di essere prendere Padova come primo spettro, tra virgolette, di uno spettro molto più ampio. Anche se però a me le mie preferite, tra l'altro, sono le canzoni più in dialetto, tipo Multa chi se droga, o anche Soldi fossi per lungo, che comunque hanno uno slang molto dialettale. Quelle là forse sono più, sì, più della zona, Dipende, diciamo. cioè nel senso a volte puoi interpretare il parlare di Padova, tra virgolette, o comunque della zona, parlando seriamente della zona, come abbiamo fatto noi, per dire che ne so, in Padova muore, in cui abbiamo parlato un po' Sì, 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 sì. politicamente della cosa, come invece puoi legarlo più a una cosa tradizionale, più
alla cosa del bevo uno spritz al bar, capito? La classica cosa un po' certo. veneta o legata da un meme che conosciamo a Padova, che sappiamo Esatto, noi. sì. E ti volevo anche chiedere, ma è una domanda extra che mi sono segnato dopo, ma come ogni gruppo c'è chi fa meno, chi fa di più, chi si focalizza su una cosa, chi su un'altra, della massima attacchezza, chi era quello che non faceva un cazzo? Ma nessuno, Tutti perché facevano tutto, sì. No, veramente. tutto nel senso che cioè, c'era chi come Wairaki si curava anche la parte musicale Sì. e chi non lo faceva perché come me che non sono A livello capace. beatmaker, Meiko era molto bravo, mi È ricordo. ancora Sì, lui sì. lui adesso sta facendo trap, ha collaborato anche molto spesso, collabora spesso con Tony Boy, hanno fatto Mi diceva delle hit Muva, sta roba qua, sì. allucinanti. Ok, invece anche gli altri ragazzi, cioè, Noi comunque, cioè, in una cosa o nell'altra, eravamo così legati e così, cioè, prima cosa che quando rappavi eravamo riconoscibili e non skippavi. ok. Cioè, è difficile che dici, cavolo, questo mi fa schifo, mando avanti, perché invece in altre crew ti ritrovi che hai quello fortissimo Ah, e gente certo. meno forte. Quindi tu ti ascoltavi il pezzo e lo mettevi dall'inizio alla fine. Sì, no, è vero, tecnicamente eravate tutti molto bravi, e che aveva ovviamente il suo stile, sì. Diversi, però eravamo questo, e poi anche a Molto livello diversi, di posso dire sì, anche, tipo questa è una Dace ha cosa un modo di repare totalmente diverso dal tuo, certo. anche da base, tutto, è vero, sì. Cioè, eravamo diversi ma complementari e anche in studio sapevamo già quello che dovevamo fare, tra virgolette, perché noi siamo nati, io che ero un po' più grande, però è tutta gente che ha cominciato a rappare insieme e a uscire insieme a 15 anni. Certo, Quindi chiaramente è come una compagnia di amici con cui vai a fare la vacanza, non è che devi adattarti, certo, perché ti ho conosci capito, così tanto bene che fai le cose. spontaneamente. Noi l'unica cosa per dirti però quando non sapevamo fare il disco dopo, il disco perché abbiamo detto quello lì, il disco Massima Tachenza è l'ultimo, che poi tanta gente ci ha conosciuto con quello, ma noi avevamo 10 anni di mixtape, Sì, di avete fatto demo. una marea di roba, anche te Mm, da solista comunque. sì, tutti quanti eravamo gente che aveva voglia di far musica. E quando poi ci siamo ritrovati in studio per fare un altro EP, perché il disco era andato così bene che la gente ce lo chiedeva, ci siamo resi conto invece lì che era finita. Nel senso che avevamo voglia di fare tutto meno Ho capito. che metterci a scrivere. Anche perché eravamo così tanto amici che metto su una panna pasta, apro una bottiglia, guarda sto video, cioè ti fermi sempre, non è come se sei con altre 5 persone per fare quello. Quindi tu dici sono venuto qua per fare quello, che ne so, abbiamo noleggiato uno studio. Ah, Cioè, certo, sì, è il fatto capisco. di stai con amici a casa C'era una bella sintonia, insomma. e ci sono delle volte che ti mettevi, facevi 3 pezzi in una settimana perché avevi voglia Sì. così e poi invece ci siamo resi conto che avevamo voglia di fare altro, cioè non avevamo più la voglia di metterci e fare freestyle infiniti, cioè stavamo crescendo fondamentalmente. Ho capito. Noi che eravamo i pazzoidi dei freestyle infiniti, tutta la notte, bere, fare, crescendo hai voglia. Sì, anche per tirare, non hai più appunto il fisico e Cioè, anche no, magari la tenuta di quando avevi no. 20 Cioè, anni. io se faccio quello che facevo a 25 anni, Te muoio. mi indormenso adesso, mi sveglio tra 3 giorni. Cioè. Esatto. Qual è il tuo ricordo più assurdo o divertente di un live vostro? Beh, quello che ci raccontiamo sempre è Bologna, che non mi ricordo se è un live nostro o se è un live di Willy Peyote e noi eravamo ospiti, nel senso eravamo lì per vedere il suo live. Comunque un giorno entriamo in sto posto e abbiamo sbagliato, cioè ci chiedono le tessere. Ah, ok. Abbiamo sbagliato posto. Cioè noi Ah. all'inizio diciamo, boh, forse sai, te le danno dopo, ti danno i soldi indietro, ma assolutamente sbagliato posto. Tornando indietro, dopo il live ci siamo persi, ma persi anche tra di noi. Fai conto che prima siamo tornati in quel posto dove ormai avevamo la tessera
ma era una roba tipo gente che beveva il tè, e noi eravamo spolpi, cioè noi a un certo punto Pesce affordato, insomma. sì, Boots ballava sopra un tavolo, ha rovesciato il tavolo, ho detto ormai lo prendiamo via, ma in quel momento lui ha perso il cellulare. Ah, Quando siamo usciti fuori, che abbiamo conosciuto Ribbo Res, che è un rapper di Bologna, che fa io lavoro in sto posto, vi apro, e ci ha fatto mangiare dentro sto posto qua. Comunque vabbè, alla fine noi abbiamo perso la macchina e siamo andati in giro per Bologna. come avete perso una macchina? Che sì. eravamo così spolpi che non ci ricordavamo dove abbiamo messo la macchina. Pensate. Siamo persi tra di noi, abbiamo perso la macchina, e la cosa bella è che io, che lavoravo in questa azienda che non dico, ma e lavoravo anche la domenica, chiamo a lavoro per dire ho la febbre, che se devo fare? Mi risponde sto ragazzo ciosotto fondamentalmente, e in quel momento faccio guarda, Paolo, io sto male, ho la febbre, e in quel momento passa l'autobus. Facete, dove cazzo ti sei? Guarda Paolo, ho perso la macchina. E quindi quella volta là, che poi Paolo mi ha detto guarda che altre volte tipo ho la febbre e il treno in partenza per lavorando, suonando e lavorando la domenica era difficile, ha fatto un sacco di... Sì, immagino. Ok, vai Iron con la prossima. Quella roba là è successa così tanta, cioè è successa così tante cose e ce lo ricordiamo così tanto in 10 modi diversi che è difficile da spiegare, che sono successe così tante cose che... Ma il fatto che abbiamo perso la macchina, che poi era anche fondamentalmente vicina, però ci siamo persi prima tra di noi e poi abbiamo perso la cavolo. Ma in realtà anche, ti ricordi Iron che anche a Zampa era capitato che aveva perso la macchina? Ma perché praticamente eravamo partiti per andare da una parte, lui ha lasciato la macchina a metà strada e era talmente ubriaco che lui non si ricordava dove aveva parcheggiato la macchina. E quindi l'avevamo riportato a casa, lui era ubriaco e non si ricordava più dove aveva parcheggiato la macchina. Un'altra sera invece c'era il live di i ragazzi di Padova, da cui è venuto fuori anche Intifaglia, Tony Boy, questa gente qua, non mi ricordo come si chiamava la crew. Poi c'era Dreamer e c'era Jamil. Io ero completamente ubriaco e ho invaso tutti e tre i live. Proprio invasi. Cioè, meno male che mi conoscevano, quindi capito, mi controlli, mi fai fare una macchietta. Sì. Ho invaso tutti e tre i live. Da un live sono caduto dal palco, facendomi malissimo. Quel giorno dopo malissimo, non mi ricordavo niente. Ho visto le foto di Dreamer sul palco, faccio ma frate, ma di quando è sta foto? Ma di ieri sera. Ma come? Ero io sul palco così. E poi anche il terzo live, e oltretutto ero molesto in backstage, quindi poi mi ha salvato, all'epoca mi salvò Dium, che mi portò fuori dal backstage e mi disse Bomber a casa, cioè. Sì. Anche perché ricordiamo, chi ha partecipato a qualsiasi live hip hop tra Venezia e Padova trovavi sempre Bombercito col cappuccio che a qualsiasi live incredibile. Tutti i live hip hop suonato io tipo Venezia o Padova c'eri sempre, era una certezza che il live vuol dire che era una roba seria. Benissimo, vai Iron. Se dovessi scegliere una vostra traccia che vi rappresenta, cosa scegliereste? Allora, a livello di crew, Anime Stanche. Ok. Che è la canzone che parla un po' più di Padova in maniera romantica, che è una canzone che parla in pratica di Padova come se fosse una donna che non vogliamo lasciare ma che ci ha tradito, ed è una canzone per tutta la gente che tra virgolette a 20 anni ha preso e è andata via, anche perché nel 2010-2015 c'è stata la recessione, tanti giovani se ne sono andati e quindi noi eravamo il giovane che se ne va dall'amata, sì, perché ti amo ma devo lasciarti, cioè. Certo, sì, bellissimo, sì. E invece mia solista, vediamo se è la stessa mia. Non credo, perché le mie soliste che mi piacciono sono le classiche canzoni di solo punchline in mezzo ai mixtape, quindi posso dirti il Bomber nazionale, come posso dirti vuoi svoltarci topic, cioè tutte canzoni che non hanno questo gran contenuto. A me piace quella del Grand Canyon, ma sai perché? Sì. Perché c'è a una certa, mi sono guardato il video un sacco di volte, mi fa sbrigare da ridere quel punto che ti lanciano il pallone, tu lo tiri dietro, stai per beccare gli altri e hai tenuto la scena che era proprio freestyle puro. Quella là è freestyle puro, grazie che me ne hai ricordato, perché
è one take. Sì, immagino Mi che hanno era detto, one take. detto calcia verso di loro, perché tu hai litigato con loro, quindi calcia verso di loro, e io senza guardare l'ho preso in testa. Sì, 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 Io l'ho sì, preso in sì, sì, testa. sì, infatti ho detto, guarda, sicuramente era una roba non era prevista, ma lui, te sei rimasto serio e il video è andato, Sì, sì. spettacolo. Poi volevo anche chiedere, non so se ti ricordi, ma è tutto un video molto street, però la parte che sei in auto, avevi un green screen dietro, ti Sì, ricordi? è la Karma. Ah, avevi il green screen comunque Sì, quel sì, pezzo sì. là, perché è solo un piccolo pezzo che So avevi quando della macchina. cadiamo in Sì, sì, macchina sì, dal sì, Grand sì, Canyon, sì, sì, sì. ho capito. Lì è Karma. E quindi sì, c'è il green screen, sì. Quel video là, a buon ritornello, prendeva tanto comunque, e anche le salta fossi... Lì io stavo lavorando con Master Cubo, Mm. non so se è presente, No, non so. che era un giovane beatmaker padovano che faceva dei beat fantastici e che per me erano perfetti. Cioè, per il rap che io volevo fare in quel periodo eravamo perfetti, avevamo fatto dei pezzi bellissimi che non sono mai usciti perché il giorno prima che io dovevo andare a registrare questi pezzi si è inventato che voleva dei soldi. Cioè, Ah, prima mi ok. dai. E la Tipo, cosa bella che mi ha fatto ridere è che sotto che mi iterava sotto il video dello stesso pezzo dove ha fatto lui il beat, mi iterava con un profilo falso, poi si è dimenticato dopo anni di iterarmi, quel profilo è diventato Master Cubo e quindi tu leggevi tu leggevi l'autodissing tra ma virgolette, pensati, c'era scritto roba tipo Master Cubo sì che è forte, non come questo qua che fa il figo. pensati, Ed è detto da lui stesso, quindi epic fail totale. ognuno si comporta come meglio crede. Ma tra l'altro, qua ti volevo, perché adesso mi viene in mente una domanda extra che comunque sarebbe uscita, ma per me la massima attacchezza è proprio quell'hip hop, no, classico, cioè proprio quell'hip hop che voi eravate molto cruenti e puntavate il dito su chi faceva il rap del cazzo come il nostro, tra l'altro. Vogliamo soprattutto, rimembrare, sì. vogliamo ricordare adesso che abbiamo Allora, proprio qua. noi eravamo tanto puristi, nel senso Poi, per noi era o lo sai fare o non lo sai fare. esatto. Cioè, e io soprattutto ero molto cancaro su ste robe. E ho sempre visto che poi quando sei più piccolo sei molto più talebano, molto più dogmatico, cioè nel senso a me se uno mi dice facciamo un pezzo un po' così più differente dal solito, ma subito. Cioè, ho lavorato con gente che ha fatto rock, quindi abbiamo fatto pezzi mezzi rap, mezzi rock subito, adesso. Prima che ero molto più dogmatico, io ero quello che... Ma come mai c'era questa credenza? Come per dire se uno faceva tipo rap nell'elettronica era un eretico? No, eravamo noi chiaramente ascoltando quello che dicevano quelli di prima, eravamo noi che eravamo molto dogmatici, ma per nulla, perché invece cioè, dovresti andare a vedere e essere curioso di tutto. C'era questa cosa contro il rap trash sicuramente, Esatto. perché comunque noi facevamo un determinato tipo di musica, avevamo il nostro pubblico, le nostre spinte, le nostre cose, c'era la nostra gente che ci spingeva, però non avevamo il manager, questo e quest'altro, Sì. e quindi eravamo sempre a un passo dal salto, ma mai senza fare il salto di qualità che ci sarebbe servito. Forse perché eravate proprio, cioè già quando avete iniziato, quando facevate proprio i pezzi vostri grossi, l'hip hop in Italia era molto blasonato. Forse vedevate questo come una specie di rivalità, perché la gente vedeva sto rap come stupido, capito? Invece voi lo facevate più seriamente. Sì, certo, nel momento in cui fai una roba seria e hai 1000 e poi arriva quello che cade dalle scale rappando e ne fa 10.000, Girano i coglioni. Esatto, e poi magari arriva uno a dirti ma tu sei un rapper come quello che è caduto dalle scale. No, cioè no. Ho capito. Ed è la stessa cosa per dirti adesso, se prima mi facevo vanto del mio essere un rapper perché comunque lo vedevo come una cosa un po' essere un ninja, cioè aver studiato in un dojo, avere capito le cose per dire so fare arti marziali, per farti capire, cioè, Sì, adesso invece è una cosa che non dico, cioè, una volta sai io faccio il rap per dire, adesso non lo dico più perché non ho più quel fuoco e non ho più quella voglia di far sentire che la gente mi dica ah sì, tu sei un rapper come ok, quello, no, quello no, certo. non lo è, tra virgolette, almeno come la vedo io.
cioè essere messo nello stesso cassetto di altra gente che magari che fa trap, che comunque è musica di adesso. Difatti ci agganciamo forse alla prossima domanda, vero Ailo? Nel rap italiano vedi ancora lo spirito dell'hip hop No. o è cambiato tutto? È cambiato tutto. Ti dico anche a Padova, quando diciamo noi abbiamo avuto una specie di bilanciamento per tanti anni. E mi ricordo che Rockit scrisse anche l'articolo Padova e Genova, le nuove culle dell'hip hop italiano. Madonna, ma non c'è più. Non lo so, io non ascolto più musica, non leggo più i giornali, cioè io adesso l'unica roba che voglio fare è andare a vivere con mia amorosa sui monti. Quindi Con la se mia te lo giuro, Montanara. con la mia Montanara. Sì, poi è Montanara, quindi però con mia amorosa sui monti, cioè Adesso non facciamo un cazzo. ascolto pochissima musica, neanche in macchina, perché se ascolto Jack the Smoker in macchina vado a sbattere. Perché mi focalizzo così tanto su ascoltare le barre di Jack che non guardo più la strada. Quindi io quando mi ascolto un pezzo in macchina devo toglierlo perché devo guardare la strada, sennò vado in canale. Perché non riesco a fare le due robe. Certo. Cioè, per me quando ascolto il rap, quando che ne so, metto su un pezzo rap e un tipo parla, è ovvio che se un tipo parla io metto indietro e riascolto quello che sto. Non esiste che passo avanti e dico vabbè, ha parlato qua sopra, non ascolto più questo, vado avanti. No, io devo ascoltare tutto perché devo capire tutto quello che vuoi dirmi, sia tecnicamente, sia come vuoi dirmelo tecnicamente, sia come vuoi dirmelo a livello di contenuto, sia come vuoi dirmelo a livello di stile. Chiaramente noi ascoltiamo il rap, fondamentalmente, non vorrei dire la musica perché la musica no, ascoltiamo il rap diversamente da un ascoltatore. E chiaramente l'ascoltatore che mi dice mi piace tantissimo il rap, no, è molto probabile che ti piaccia tantissimo quello che esce in radio, perché il rap è il nuovo pop. Certo, adesso essendo il nuovo pop, prima roba, io non farei, nato 20 anni dopo, non farei mai il rap, perché quando vedo una cosa che è troppo inflazionata, adesso non farei mai il rap, perché a me dava proprio il senso contrario di quello che adesso, cioè adesso l'omologazione, prima il fatto di dire cavolo, posso parlare dello scotch, per dire, che vedo sul tavolo, e posso farci anche una canzone, posso farci anche un disco sullo scotch, nessuno mi viene là a dirmi no, non si può fare. Cioè con rap potevi fare questo. E nato in un ambiente in cui passava la musica in radio, perché mia mamma non è che i miei ascoltavano Battiato, per dirti, e quindi passava la musica in radio perché è una musica molto dozzinale e tu ascoltavi quello che c'era, cioè. Certo, sì. Forse vedevi, come diceva anche Muva, lo vedi come una nicchia da difendere magari all'epoca quando facevi all'inizio pop. Sì, cioè diciamo non all'inizio di quando ho cominciato ad ascoltare il rap, all'inizio di quando ho cominciato a cambiare tutto, ma poi quando vedi gente, passami il termine, che ti viene a cagare in giardino, ti girano le palle. Però se incominciano ad essere 100 persone, molli il giardino e te ne vai, perché non riesci più a fermarli tutti. Cioè se una persona lo fa ti gira. Se sono 100 dici vabbè, non è più il mio giardino. Quando è secondo te che è arrivato a sto punto di fine, non ne vale più la pena e pazienza, è andata così? Ma non ne vale più la pena, l'ho detto tra virgolette un po' dopo il Covid, in epoca Covid, perché mi rendevo conto che stavo bene anche senza. Cioè mi dava molte più preoccupazioni il fatto di sta cambiando tutto, e io né col gruppo e né come solista ho fatto qualcosa negli ultimi 2 anni a livello di musicale, cioè ho fatto live dappertutto, ma non ho fatto musica perché avevo la pancia piena dal disco che era uscito. Adesso cosa sta cambiando? Cioè noi non facciamo più musica insieme, non abbiamo deciso che ormai, perché uno vuole fare una cosa, uno andare a Milano, un altro vuole fare un'altra cosa, uno dice mi sposo, ho altre cose, perché ne so, un Boots, che è quello più tranquillo di noi, quello un po' più sotto traccia, comunque Boots fa l'attore teatrale, fa il vocalist di drum and bass, fa il rapper, cioè ha una famiglia, quindi gente che aveva voglia di fare altro. Io sono quello che avrebbe fatto ancora cose col gruppo, perché io fondamentalmente mi bastava così. Invece Wairaki aveva un'altra visione, voleva andarsi a prendere delle cose, giustamente, e se l'era andato a prendere Duccio anche, Dutch Nazzani anche,
E mi sono dimenticato cosa avevamo parlato. No, comunque sì, secondo me cosa mi ha fatto mollare? Sì. Mi ha fatto mollare il fatto che dicevo devo fare musica, ok, devo fare musica da solo, ma non mi piace fare musica da solo, devo fare i live da solo nel senso senza i miei amici, senza vado con un DJ, 2 DJ, 3 DJ, sono tutti e 3 DJ fortissimi, ma poi finito il live, e non faccio nomi apposta per questo motivo, non hai più quel non è che dico ok adesso siamo io e te e spacchiamo tutto, facciamo serata. Siamo io e te che siamo venuti qua a lavorare, abbiamo preso soldi tutti, soldi io, e poi adesso No, la domanda era anche quando ti sei accorto che ad esempio la scena hip hop non era più quella di prima, che magari detto uno ti cagavi in giardino, dicevi tacca adesso le 100. A Padova mi sono reso conto che appena sono arrivati i primi modi, prima era molto equilibrato, quando è arrivato i primi diciamo tesori da prendere, si è un po' disequilibrato il tutto, cioè tutti sono andati un po' a cercare di anche un po' mettendo le mani, capito, abbassando un po' mi sono reso conto un po' che questa cosa che era per me intoccabile, sacra, bastava un attimo, cioè è come dire non ho fame, sì ma non ho fame perché non ho niente da mangiare. Se arriva la pizza vedi come hai fame, facile dire non ho fame quando non mangiamo nulla, anch'io non ho fame, cioè se metti una pizza là e ti dico che non ho fame, allora un altro discorso. Se metti la pizza e in 20 cercano di mangiarsela tutta, forse un po' di fame la bevi. Certo. Vai Iron, l'altra domanda. Abbiamo gli ultimi 10 minuti comunque più o meno. Vai. Che consiglio dareste? Che consiglio dareste a un giovane che vuole iniziare a fare rap oggi? Di non farlo, di fare altro. Perché stai andando a fare una cosa che ormai è come se inflazionata. Non è inflazionata, che dipende che cosa vuoi andare a fare, cioè se vuoi fare musica o se vuoi arrivare a qualcosa tramite il fatto che se fai il trapper non sei un cantante fondamentalmente, ma prima ancora di essere un cantante sei un influencer. Sì, sei un influencer musicale. È proprio cambiato il mondo su sto aspetto qua. Se tu vuoi fare l'influencer musicale tramite la musica, vuoi arrivare a qualcosa, è un discorso. Se tu vuoi fare il rap, che consiglio darei a un giovane a fare rap, iniziare a fare il rap oggi, mettersi in camera, chiudere, mettersi coi beat, foglio, penna e imparare a... Poi è chiaro che è difficile, è facile dirlo così, hai sempre bisogno di persone intorno da cui imparare. Però adesso hai così tanta gente che ti darebbe... E comunque c'è anche tante più informazioni di una volta adesso. Sì, ma che ne sai, sono informazioni vere o false? Cioè, se prima ti davo 10 informazioni ed erano tutte vere, adesso ti do... Beh, oddio, tipo... Che ne so, faccio un esempio, ti do 10 informazioni, sono tutte vere. Sono informazioni con le quali tu impari a rappare. Se adesso invece ti do 15 informazioni, ma su 100... Ok, sì, dici che c'è molta più roba da informarsi, sì. No, più che altro c'è molta, cioè 15 informazioni sono veritiere su 100 che invece che 85 non lo sono. Quindi a questo punto è meglio avere 10 informazioni, ma sai che sono tutte giuste da seguire, che avere 100 informazioni di cui 15 sono giuste e 85 sono... No, quello che volevo dire, anche quando hai iniziato tu, le informazioni erano veramente poche, quelle che avevi. Adesso uno ha un mondo... Se vuole sì, ma proprio così tanta acqua che si può soffocare, capito? Sì, che giustamente... bella visto? Cioè una volta poi bevevi 2 gocce, adesso è tanta acqua che ti puoi soffocare perché non sai cosa... Poi vuoi incominciare a fare il rap adesso, ok, ma che rap vuoi fare? Cioè, vuoi fare il rap canticchiato, dove vai a prendere un po' di qua, un po' di là, o vuoi fare il rap... le barre come le facevamo noi ai tempi, cioè anche quello là devi considerare. Sì. Perché abbiamo fatto ascoltare un rapper ultimamente che deve partecipare a un progetto, parteciperò a un altro progetto di ragazzi padovani, mi fanno ascoltare questo qui è un tuo fan, ha incominciato a rappare perché imparando tra virgolette da te, poi alla fine ascolto e tra virgolette di me non c'è nulla. Cioè c'è il tempo di adesso. Sì, ma ti dirò, forse come anche fare hip hop come una volta adesso
sa di vecchio ormai, non so. Cioè, o uno è un drago, è veramente forte. Beh, ce ne sono tantissimi di forti, c'è anche un Mattak fortissimo, ma quanti anni ha Mattak, nel senso. Ma faccio un esempio, no, ma di forti ce ne sono. Il problema è che per una grande per tantissime persone che non sanno che cos'è il rap, non è forte chi è forte davvero, è forte chi Sì. ti dicono chi sia forte, Sì, capito? sì, logico, ma forse anche prima sta roba qua era. Sì, però se io non ho le basi per capire un quadro, Sì. se 10 persone mi dicono quel quadro è bellissimo, Ti dico fidi. che è bellissimo anch'io, Sì, e magari sì, è sì, una merda, ma certo, sì, capisco. Boh, devi fare... C'è qualche artista con cui ti piacerebbe collaborare? ormai no, nel senso Neanche un Iron Rizzo qui? un Ryan Rizzo. Tu faresti mai un pezzo con me? No. Sono stato Massa difficile. Cioè, di solito mi dicono sempre sì ai fit. Il primo palo l'ho preso qua. Il Monti magari. Se mettiamo cosa femo? Ti domandi che al Monti forse Parlo con ti dice tuo sì. manager, gatto il manager che cioè, ti compro il fit, come si fa, come si fa adesso? Passa una cicca un caffè di... C'è qualche artista con cui ti piacerebbe collaborare? No, perché io ho smesso, cioè ho collaborato con tantissima gente in 20 anni. Madonna, sì, è vero. Anche e soprattutto la cosa bella è con tante persone di quando io ho iniziato, loro erano i miei idoli. Mhm. Poi dicevo, cavolo, quello è fortissimo a rappare, quello vorrei rappare come lui, e poi magari, capito, ci diventi amico, capisci che lui a casa sua ha fatto lo stesso pensiero con te, Ah, tipo dicendo, cavolo, vorrei rappare come lui, cioè, e ti rendi conto che a un certo punto dici, cavolo, 20 anni fa ti ascoltavo e 20 anni dopo... Più che altro in 20 anni ti hai girato comunque l'Italia ovunque, penso che hai visto un sacco di situazioni, quindi hai anche avuto modo di conoscere tanta gente, secondo me, del settore. Sì, e ti dirò, ci sono tanti idoli, tra virgolette, che poi quando poi li conosci ti Sì. rendi conto che Non sono così. non sono, cioè sì, che è tutta una cosa mentale che tu hai dovuto dall'ignoranza, dal fatto, oppure dici che ne so, io idolatravo questo che invece non è una persona da idolatrare, per dirti. Però mi sono reso conto che anche, che ne so, fare un pezzo con Willy Peyote, con Jack the Smoker, con gente che quando sentivo le pari dicevo wow. Sì. E farsi il pezzo insieme, ma soprattutto poi diventare, che ne so, comunque amico, diventare... Quella è una cosa che a me, cioè, è sempre piaciuta, con l'entusiasmo di un tifoso di calcio con l'entusiasmo di un tifoso di calcio che guarda le partite e poi un giorno gioca con te. Sì, ti capisco benissimo. Sì, certo. Anche per assurdo, anche che io e te penso che non potremo mai fare un pezzo assieme, però solo averti qua nel podcast per me è molto un piacere, anche insomma che ci siamo, cioè forse questo è l'unico modo per collaborare. Io mi sono autoinvitato oltretutto. Sì, tra l'altro, però facciamo un genere completamente diverso, quindi anche questa collaborazione qua che comunque siamo riusciti a fare comunque insomma crea molto, sono orgoglioso, ecco, vediamo. Io non ti dico, cioè ormai non collaboro più con nessuno, nel senso che cioè o arriva uno mi dice ascolta c'ho il disco, il coso, vieni da me, registri, è una roba che ci metto poco, perché adesso io ormai sono, e stavo scrivendo perché comunque continuo a scrivere perché ho bisogno di scrivere o poesie sì, o cose, come ha cioè, detto anche Medrano sul podcast, è una roba che non ti toglierai mai per quanto poco. no. Cioè un rapper rimane sempre, cioè un rapper non smette mai, Sì, cioè, sì. perché comunque è una persona che ha una determinata creatività e deve per forza buttarla fuori. Comunque una delle cose che stavo scrivendo ultimamente dice vabbè sonniferi, spifferi, inferi, e poi chiude dicendo strofe che partorisco col senso materno di Alessia Pifferi. Alessia Pifferi è la tipa che mollava la bambina là e andava via. Sì. Perché io adesso come adesso scrivo la strofa, la posso anche registrare, ma per me è finito. Cioè il mio senso materno che avevo per quella strofa, per me lei, quella strofa se muore
se viene buttata Non ti via, interessa. non frega niente. Cioè, io ho fatto, capito? Sì, Una sì, volta sì, invece era devi fare il video, devi fare lo shooting, dobbiamo andare a parlare con quello, quante view hai fatto, speriamo domani di fare, cioè, sì, sì, capisco. tutta una cosa per la quale tu scrivevi il pezzo e poi iniziava. Certo. Invece mi rendo conto che adesso per me, nel momento in cui ho scritto il pezzo, per me è finito. Cioè, registro il pezzo e dico che figata, è un pezzo figo. Poi se tu lo vuoi mettere fuori, lo mettiamo fuori, e se fa 100 view o 1000 non mi cambia nulla. Una volta invece era no, perché devo fare sto pezzo, perché la mia carriera poi devo aggiungere quello. Adesso io non ho più Sì, lo fai per te come... io non ho più pagato DistroKid. Sì, sì, Quindi se tu vai a cercare su Spotify ci sono solamente le mie strofe i featuring. dei featuring. Se tu mi dici l'ultimo tuo reel quante visualizzazioni ha fatto, io non lo so, non me ne frega. Sì, 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 Cioè, è cambiato proprio l'approccio. Da missione è diventata una cosa che metti un beat, bene, mi intrippo, scrivo, registro anche, poi per me è finito. Cioè, gente che dice, oh, ma fai un disco, fai un mixtape, ma perché? Ce la dice il tuo, l'hai fatto ormai. Il senso materno di Alessia Pifferi, che ha mollato sua figlia che morisse là. Poi ti dico, mi piace e mi piacerà mettere nella strofa questa chiusura qua apposta, sia per far capire cosa provo io adesso per le strofe che sto scrivendo, ma soprattutto mi piace collegarlo al fatto di cronaca, che se tu vai a vedere l'immagine della mamma che lascia la figlia morire da sola, va a fare altro, cioè per me a livello è così crudo che è figo, capito? Sì, cioè sì, per sì, me è sempre capisco. stato importante mettere la culturalità, cioè scrivere anche la cosa più orribile e trash dell'universo e poi la barra dopo parlare di Ungaretti, cioè continuare a essere sul filo tra dire la peggio porcata che uno dice ma sarà merda e poi dopo di dire una cosa mega mega culturale che tu dici cavolo non posso più dirlo. Ah, giusto. Cioè, figa sta roba qua. Sì, avere sempre quella cosa, perché quando c'era la gente che mi diceva no, perché il rap da strada, perché da strada, cioè prima il rap è di chi lo sa fare, non è che se vai in galera allora puoi fare il rap, e se vai in galera sei un mona, cioè non è che Sì, sì, sì. non è che Sì, sì, ma sì. soprattutto il fatto di parlare delle cose, parlarne dando sensi negativi come se che figata deve andare in galera, una figata per dire, e il parlarne male, il parlarne come se fossimo, capito, dei poveretti da strada che non hanno bisogno, non hanno 2 lire per comprarsi un libro anzi siamo da strada, bene, io ero da strada che mi mettevo per terra sul marciapiede a leggere. Per me è importante, cioè il fatto di sapere che non siamo assolutamente Gli scampai di casa. dei scampai di casa, certo. capito? Siamo gente che comunque, anzi, Che ha cultura. che ne ha da dire sì molto di più di tanti altri. Certo. Io chiuderei qua, che siamo ormai verso la fine. Sai qualcosa? Beh, progetti futuri non ne hai. Mancano 2 domande. 2 domande, proprio, attenzione. scampa C'è volata, qualche ragazzi. artista con cui ti piace? No? Cosa E diresti al questa bomber è una Citro di 20 anni domanda. fa? Io chiuderei. Quelle l'ho fatte io, Luca. Allora, quella. cosa diresti al bomber Citro 2 di ne 20 anni fa? mancavano. Ho capito, ma che Mi sto autorispondendo. Vai. Cosa diresti al bomber Citro di 20 anni Vai, fa? non da fare solo che questo, che c'hai anche al lavoro. Che alla Vado fine in mi sono bagno. divertito. Cosa? In bagno. Vai. Che alla fine mi sono divertito. Cosa diresti al bomber Citro di 20 anni fa? Se siamo divertiti. Boh. Progetti futuri, Basta, sopravvivere. ne hai. Chi produceva Questa qua te l'ho fatta io prima. Basta. Ragazzi, Niente. vuoi dire qualcos'altro? Vuoi fare qualche saluto? Vuoi insultare qualcuno? No. Voglio salutare la gente che mi ha ascoltato negli anni, e la gente che ha collaborato e fatto musica con me. Diciamo che Bombarcito è una leggenda padovana che comunque anche quando avevo iniziato io Venezia è sempre stata qua, Padova era su, Padova era a massima Tachenza alla fine. Cioè io da ignorante da qua vedevo Padova, massima Tachenza, il gruppo più forte di Padova, poi insomma c'erano anche altri. No, ma insomma. noi, cioè, per me, noi abbiamo fatto la storia. Cioè, Di Padova sicuramente.
anche di tutta quella parte di Triveneto per Sì. 10 anni, noi eravamo uno dei gruppi comunque A che malincuore. pesava di più. Anche a Venezia comunque c'eravate voi, c'erano i live, Massimo Attacchezza era sempre un emblema, sì, sì. Aveva suonato penso aveva suonato in ogni Comunque, sottoscala sì. Ragazzi, noi ci vediamo alla prossima puntata qua con Bombercito, è stato un piacere, ciao. Piacere mio. È tornato